Con Stefano Cavallari, direttore sportivo del Team Service Car Monza, nel post partita anticipo della 17ª, vince nettamente Novara per 5-2. Stefano, si può parlare di crisi dal punto di vista dei risultati, perché sono quelli che mancano. Comunque la prestazione abbiamo visto anche a Bassano, ma anche in Coppa con il Ribadave, anche lì non è mancata. Mancano però i risultati in casa, non si vince da metà novembre e insomma questa sera forse ci si aspettava dal punto di vista del risultato qualcosa in più, no? Sicuramente ci aspettavamo anche noi stasera di portare a casa la vittoria, di portare a casa questa vittoria che ci dava morale adesso per la partita che andremo a affrontare sabato, il ritorno con Ribadave qua, dove là abbiamo fatto 4-3 e dobbiamo sicuramente cercare di ribaltare la partita. È vero, è stato un tour de force questo mese qua perché abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, e siamo andati in Portogallo, siamo tornati un giorno di riposo, siamo ripartiti, siamo andati a Bassano dove secondo me abbiamo fatto un'ottima partita e stasera personalmente ero convinto di fare anche stasera una buona partita, poi dopo ci sono stati degli inghippi che secondo me devono essere valutati bene e soprattutto il fatto che abbiamo perso anche il nostro mister in panchina e quello è molto importante per noi perché lui dà carica, dà tutto e i ragazzi giustamente lo seguono e non averlo lì dove lui le dice quello che devono fare sembra facile ma non lo è per loro. È chiaro, poi dopo non troviamo il gol, non facciamo gol e quando poi gira tutto nel verso sbagliato il risultato è questo qua al finale. Purtroppo è così. Ecco Stefano, bisogna un po' ricostruire i cocci, adesso comunque c'è appunto una gara importantissima contro il Ribadave che mette in palio il proseguimento dell'avventura europea, poi c'è di nuovo il campionato al cui rituffarsi, c'è ancora tanto da dire, Monza comunque una buona posizione in classifica, si riparte comunque da un ricostruire a livello mentale e morale a questo punto più che tecnico. Dobbiamo azzerare subito stasera da quando usciamo da questo palazzetto, mettere a zero la testa e abbiamo una settimana di tempo per lavorare bene, con calma, seguire quello che dice il mister per arrivare poi sabato alla partita importante, più importante forse della stagione per noi perché vale il Final Four, è sempre una bella soddisfazione per la città di Monza, per Monza Hockey, per i nostri tifosi che ci seguono, per noi società dove noi adesso a questo punto ci teniamo. No? È chiaro, cercheremo di lavorare bene questa settimana, concentrarci per arrivare poi sabato ad affrontare la nostra partita e vederla di portare a casa in ogni modo. Grazie Stefano Cavallari. Grazie a tutti, buona serata.